In questa puntata di Trieste Arte, che torna al Museo Winkelmann, con la dottoressa Vidulli parliamo di preistoria e protostoria delle nostre zone. In quali sale siamo, dottoressa? Buongiorno innanzitutto, bentornati. Il museo che abbiamo visitato finora era un museo di collezioni che vengono dall'Egitto, dalla Magna Grecia, da Cipro. Oggi invece visiteremo la sezione di archeologia locale, che è tutta esposta nel primo piano del museo. Un percorso dalla preistoria, quindi dall'età della pietra, alla protostoria, l'età dei metalli. Questo piano si può visitare in due sensi, o in senso antiorario, che è quello normale per la visita del museo, e quindi si inizia dalle epoche più recenti e come un archeologo si scende, perché l'archeologo scende negli strati per arrivare alle epoche più antiche, oppure in senso orario, quello che faremo noi oggi, si parte dalle epoche più antiche come dai libri di storia e si risale fino all'arrivo dei Romani. Queste collezioni derivano dal lavoro di un triestino, Carlo Marchesetti, noto ai nostri concittadini per la lunga strada che porta al Ferdinandeo e al Cacciatore. Carlo Marchesetti era direttore del Museo di Storia Naturale, ma appassionato di archeologia della preistoria. È proprio a lui che si deve, come diceva, aver tolto il velo che copriva la storia del nostro territorio prima dell'arrivo dei Romani. A iniziare dall'età della pietra, dai suoi scavi nelle grotte. Il Carso triestino conta oggi quasi più di 3.000 grotte, di queste almeno 180 hanno restituito resti archeologici. La più importante è quella a cui abbiamo dedicato la vetrina centrale, ed è la grotta Pocala di Aurisina. È una delle poche grotte, o comunque quella che ha restituito maggiori materiali del Paleolitico, il primo periodo della preistoria. Sono le grotte a caverna, con questo grande ingresso, con la volta in cui c'era un ampio spazio in cui l'uomo poteva fermarsi, con le greggi soprattutto, e quindi vivere all'ingresso della grotta. Infatti è proprio all'ingresso della grotta che sono stati trovati negli scavi i resti del Paleolitico, che sono questi strumenti di selce scheggiata, molto più grezzi di quelli che vedremo nelle epoche successive. Sono i primi strumenti dell'uomo che è vissuto nel nostro Carso. Dottoressa, se la interrompo soltanto per chiedere questo: che tipo di strumenti avevano a disposizione all'epoca quando si facevano questi scavi? Immagino, grosso modo, erano strumenti ancora non tecnologicamente avanzati come quelli che si utilizzano adesso, oppure, come dire, uso il dialetto e chiedo scusa, tira paramolla, poca differenza c'era? Ma si scava sempre con la pala e col piccone. Ecco. Oggi si scava con molta più attenzione, si sono individuate delle tecniche per riconoscere la stratigrafia, che già Marchesetti, la parola stratigrafia la vedremo ben presto in questa sezione, perché sono i diversi periodi di frequentazione dei vari luoghi che formano degli strati che si susseguono e hanno caratteristiche diverse. E proprio in base al punto in cui si trovano i reperti si riesce a datare e a creare questa cronologia.
Volevo Sì, l'avevo continuare interrotta quando- nel percorso dell'interno della grotta, quindi dall'ingresso dove viveva l'uomo, santuariamente, non è che avesse proprio un'abitazione permanente. La grotta scende in profondità e nel fondo della grotta sono stati trovati centinaia di scheletri di orsi delle caverne. Il Museo di Storia Naturale ci ha dato in deposito questa testa di orso con alcuni altri frammenti dello scheletro, e per ricordare appunto l'uso della grotta, che naturalmente non poteva essere contemporaneo, anche se questi grossi orsi erano sicuramente erbivori. Comunque bastava una zampata per uccidere l'uomo. Marchesetti, storia naturale, direttore del Museo di Storia Naturale, ha una straordinaria conoscenza. Oggi noi siamo molto settoriali. Lui nasce come, addirittura ha studiato medicina, quindi conosceva gli scheletri, poi appassionato di botanica, di zoologia, di archeologia, aveva una visione molto più ampia della nostra. Quindi quando lui scava si fa anche un'idea dell'ambiente che circondava quest'uomo dell'età della pietra, che lui chiama troglodita, e ci restituisce proprio l'immagine di questo mondo, di queste foreste abitate dalle iene e da altri animali, tra cui naturalmente il cervo e altri animali, quindi una visione globale dell'età della pietra. Dottoressa Vidulli, quando parliamo della Grotta Azzurra in genere si pensa a Capri, però anche a Trieste c'è una Grotta Azzurra che per voi è importantissima e forse per certi aspetti più affascinante di quella di Capri. È sempre scavata da Marchesetti a Samatorza, c'è questa grotta che Marchesetti ha chiamato così proprio perché fa un particolare effetto che scendendo nella grotta, nella parete di fondo, si riflette l'azzurro del cielo. E quindi questo gli ha dato, è proprio un nome che è stato dato da Marchesetti a questa grotta. In questa grotta Marchesetti non ha trovato il periodo paleolitico, ma gli altri periodi. Nella nostra esposizione abbiamo fatto una scelta stratigrafica, quindi in basso gli strati delle epoche più antiche con a fianco le datazioni, e a salire si arriva dal paleolitico al neolitico, all'età del bronzo, all'età del ferro, e poi vedete che si interrompe. Lo vedremo sempre che si interrompe, perché l'uomo lascia le caverne e va a abitare sui castellieri. E quindi le grotte non sono più così continuamente utilizzate, anche se comunque saranno di riferimento per la raccolta dell'acqua, l'acqua di stillicidio all'interno delle grotte, o come protezione dei greggi. Ho saltato un periodo perché questa grotta, non in periodo di Marchesetti perché non se ne aveva un'idea, ha restituito, è la prima del nostro Carso che ha messo in evidenza un periodo tra il Paleolitico e il Neolitico che è il Mesolitico. Ed è un periodo caratterizzato da queste selci di piccolissime dimensioni che venivano montate su strumenti in legno o in osso. Non si sapeva, Marchesetti non lo conosceva, quindi anche se in realtà forse ha trovato qualche oggetto di questo periodo, non lo ha riconosciuto come tale. Vedete poi apparire subito accanto agli oggetti in selce e in osso lavorato la ceramica, perché nel Neolitico si inizia a lavorare la ceramica perché l'uomo diventa coltivatore, allevatore, quindi ha bisogno di contenitori per i semi, per il latte e gli altri prodotti. L'esposizione ha una selezione di pezzi migliori. Nell'esposizione si può poi scendere a guardare le cassettiere vetrate con altro materiale, e ancora più in basso c'è un armadietto chiuso in cui abbiamo il resto dei materiali, quindi io sono felice perché ho finalmente tutto in ordine, grotta per grotta. Accanto poi abbiamo anche altre due. Certamente, passiamo alla grotta che si trova in Val Rosandra, la Grotta delle Gallerie, e quindi un luogo distante da Samatorza, un luogo particolare perché già nel passato luogo di passaggio delle popolazioni, quindi
con materiali che gli studiosi riconoscono, perché per noi tutti sono cocci ovviamente, e mostrano che erano in contatto o sulla strada di passaggio di genti che venivano dalla zona della Dalmazia, e anche in questa grotta uso come stalla. Ci sono proprio strati in cui si vede che i resti degli animali hanno caratterizzato dei livelli più scuri del terreno. E poi invece l'ultima di questa parete è la grotta di Duino, la grotta del Mitreo, che non è stata scavata da Marchesetti ma dall'Università di Trieste e poi dalla Soprintendenza. Anche qui i resti siamo più o meno, forse cocci un po' più piccoli, però sempre con quell'utilizzo. Il buco dell'età del ferro, e questa grotta invece viene riutilizzata in epoca romana con delle immagini. Ricordiamo che è la grotta che è stata trasformata in un mitreo, questo luogo di culto al dio Mitra. Questa sala è dedicata a Carlo Marchesetti. Sì, in questa saletta di passaggio abbiamo voluto ricordare Carlo Marchesetti. Vi dicevo che era direttore, è stato per più di 40 anni direttore del Museo di Storia Naturale, ha fatto queste ricerche archeologiche, e voi vi chiederete come mai i materiali sono al Museo d'Antichità, perché andato in pensione ha deciso, anche per motivi di spazio dei due musei, di separare le sue collezioni. Quindi gli oggetti prodotti dall'uomo sono venuti nel Museo di Antichità, mentre gli scheletri degli animali, i resti di testimonianza naturale sono rimasti al Museo di Storia Naturale. Aveva questo modo di raccontare favoloso, con un linguaggio di un italiano bellissimo e molto didattico, e quindi utilizziamo molto spesso in italiano, poi c'è anche la traduzione inglese di questo suo racconto della scoperta della preistoria locale. Quindi attraverso varie tappe si scopre la sua ricerca, la sua scoperta di archeologia. Questi tabelloni, che noi chiamiamo cartoni, su cui Marchesetti col fil de ferro legava i cocci, che sono fondamentali per noi perché ci danno un ordine, perché c'è scritto da dove vengono i cocci, quindi un ottimo modo di conservare e per lui di esporre. Ci sono altri reperti che lui scambiava con i colleghi, c'è tutta la sua ricchissima corrispondenza con i colleghi di tutto il mondo, diremo, ma fondamentalmente italiani, tedeschi. C'è anche una lettera di Schliemann, lo scopritore di Troia, a cui Marchesetti chiede informazioni su un tipo di fibula, la fibbia del protostoria, e Schliemann gli risponde in gotico tedesco. Questa inquadratura particolare, dottoressa Viduli, ci consente di parlare dello spazio che all'interno del museo ricostruisce, in qualche modo testimonia, la Grotta delle Mosche. Sì, abbiamo scelto così un'ambientazione con le pareti scure per ricordare un altro tipo di grotta, una grotta verticale, quella che noi chiamiamo foiba comunemente, la cui apertura è riprodotta con la luce sul soffitto perché è una grotta verticale il cui ingresso si trova proprio a livello dell'erba, oggi naturalmente protetta da una griglia chiusa, e 50 metri sotto si sviluppa in verticale la grotta. Il particolare fascino di questo ambiente ha fatto sì che nel passaggio dall'età del bronzo all'età del ferro, siamo tra XIII e VII secolo a.C., questa grotta fosse stata usata dagli antichi per gettarvi dei materiali. I materiali sono stati trovati nel cono detritico sotto l'apertura della grotta. Sono stati recuperati più di 500 reperti che in questo momento sono suddivisi tra il Museo di Storia Naturale di Vienna, che era la capitale che aveva fatto gli scavi, e il Museo di Trieste, una volta che il territorio siamo
nella zona di San Canziano del Carso. Una volta che dopo il 18 è diventato territorio italiano, i direttori di questo museo si sono fatti restituire metà dei materiali, quindi metà dei materiali di questa grotta sono al Museo di Trieste. San Canziano era territorio di Trieste, che era molto più vasto in quel periodo. Che Grotta delle Mosche. Questo è il nome, appunto, come capita per l'Azzurra, Grotta dell'Orso, sono occasioni in cui sono state trovate, gli è stato dato questo nome perché proprio nell'ingresso si vede che le mosche trovavano, proprio mosche, trovavano un'aria più fresca al di sotto e quindi l'ingresso della grotta era abitato da molte mosche, quindi questo nome non particolarmente affascinante. C'è anche qua un elmo. Ci sono, allora, buttavano materiali che sono soprattutto armi, quindi vediamo una grandissima quantità di punte di freccia, ma anche di lance, sono asce e sono quelle più intere perché come materiale sono più spesse, più grosse, ma poi ci sono frammenti di elmi più antichi, di corazze di cui si riconosce solo l'orlo della corazza, ci sono pochissimi gioielli, pochi resti di spade e al di sopra di questo cumulo, in un'epoca molto più recente, perché vi ho detto che tra XIII e VII secolo a.C., poi non l'hanno più usata, ma in cima al cumulo è stato trovato questo elmo. Questo è un elmo di un ausiliario romano, ausiliario perché era un gallo celta che combatteva nell'esercito di Cesare e Augusto, soprattutto nel periodo di Augusto passano gli eserciti nella nostra zona, e questo elmo è finito nella grotta, non sappiamo perché, sicuramente non insieme al suo proprietario perché non si è trovato lo scheletro, quindi o è stato gettato anche questo, ma è difficile, sono passati 7 secoli, sapere che quella grotta veniva usata per scopi rituali, e si sarà affacciato e ha perso l'elmo, un elmo preziosissimo che è appartenuto dalle iscrizioni che sono sul quello che non è il frontino ma è il paranuca. Ci sono i nomi dei 2 proprietari che hanno avuto in usufrutto di proprietà questo elmo, e per questo sappiamo che sono gallo-celti, perché i nomi non sono romani.